Buongiorno Paola, sono Silvia. In cosa posso aiutarla? Silvia, buongiorno. Io ricevo un sacco di telefonate Ok, indesiderate e vorrei capire come eliminare questi numeri, perché io ho ok. cercato di farlo sul cellulare, ma non ci sono riuscita, continuano a telefonarmi e a disturbarmi. E che tipo di chiamate riceve Paola? Guardi, da numeri cioè, che a volte non rispondo, ma dei numeri proprio stranissimi, addirittura Gran Bretagna, Ah, Regno quindi anche fuori Unito, Italia? ecco, Ok, e quindi sinceramente non rispondo. Dopo ci sono dei numeri anche che sembrerebbero dei numeri, faccio un sì? esempio, e naturalmente rispondo perché penso siano, non so, persone sconosciute. Io sono nell'ambito scolastico, quindi può succedere che qualcuno mi telefoni e di cui non ho il Il numero, numero però poi salvato. sono sempre telefonate di pubblicità indesiderate, insomma, ecco, Ok, e io volevo eliminarle. ok. Allora, le soluzioni possono essere due. O va a eliminare a bloccare la chiamata del numero, quindi quando trova nell'elenco la chiamata di questo numero sconosciuto che può venire dall'Italia oppure fuori dall'Italia, come diceva lei, lo può bloccare, altrimenti se no può scaricare un'app gratuita che si chiama Truecaller. Tra le funzionalità troviamo quella di bloccare la maggior parte delle chiamate indesiderate. Quindi serve proprio per andare a eliminare tutte quelle che sono le chiamate che lei ovviamente non desidera più ricevere anche dai centralini telefonici, quindi come oppure qualsiasi altra compagnia telefonica. Utilizzando questa app in modo sintetico le chiamate indesiderate non le arrivano più, non le riceve nemmeno. Ma quindi, mi scusi, non mi arriva nessuna chiamata pubblicitaria a questo punto con questa app? Assolutamente sì Paola, nessuna chiamata pubblicitaria, le arriva la notifica ma il telefono non le suona assolutamente. Paola vuole che l'aiuti a installare l'app nel suo telefono? Magari. Perfetto, allora lo facciamo Ecco, io insieme. sono un po' imbranata, quindi mi metto anche gli occhiali. Nessun problema, sono qui apposta. E Paola, lei ha un telefono Android o un Sì, telefono quello sì. con la mela? No, 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 Le- ho un oh, telefono Android. perfetto. Allora Paola, Sì? andiamo insieme a scaricare l'app, quindi basta che sblocchi il suo telefono, vada nella ricerca nel dispositivo che è sopra, nella barra sopra, perfetto, Sì? e basta scrivere Play Store e Ma io ho dovrebbe... l'iPhone Play Store. Perfetto, ottimo. Allora basta cliccare all'interno, poi nella ricerca qui in alto, l'applicazione Truecaller, che Ok, sarà questa qui. Gliela faccio vedere, questa icona qui, bianca e blu. Quindi andiamo su Installa, sì. perfetto. Aspettiamo che l'applicazione si installi. Mi chiedono di completare la configurazione dell'account. Ecco, c'è un problemino Che che mi problema c'è, Paola? chiedono di aggiungere la carta di credito, la fatturazione oppure Vediamo un attimo, Paola, riesci a farmi vedere che ho il riflesso? Ok, aspetta, un po' più su, completa la configurazione e può pure cliccare su ignora. ignora, perfetto, ottimo, si sta caricando. Perfetto, va benissimo. Perfetto, adesso ho installato l'applicazione, adesso cosa devo fare? Benissimo Paola, allora adesso se entra all'interno dell'applicazione le chiederanno di inserire il suo numero di telefono, poi le chiederà di inserire i diversi campi, quindi nome e cognome, e le chiederà anche di autorizzare l'accesso alla sua lista contatti. Allora Silvia, ho completato la configurazione, mi sembra che funzioni. Sono molto contenta, quindi adesso grazie a questa applicazione non avrà più rotture di scatole, quindi nessuno la disturberà più. E Molto poi bene. se volesse accedere all'applicazione potrà vedere tutta quanta la lista di chiamate pubblicitarie indesiderate che hanno provato a contattarla ma non ci sono riuscite. Perfetto, allora abbiamo raggiunto Abbiamo raggiunto il l'obiettivo. nostro obiettivo, Perfetto. Paola, sì. Bene, bene. Grazie Silvia. Grazie mille a lei, Paola. È stato un piacere esserle Grazie. d'aiuto. Anche per me. Grazie. Grazie.